ringrazio Letizia Leonardi per aver accettato di presentare qui la sua opera questa sera e ricordarci appunto il genocidio che c'è stato, che è una cosa che ne parlano pochi, ma ci sono caduti più di 1,5 milioni di persone. Ringrazio ovviamente l'Associazione Culturale Veneto per il supporto e il rapporto che si sta instaurando in tutto il Polesine, diciamo. Ci sono vari volontari che vanno premiati, secondo me. Lascio la parola alla scrittrice Letizia Leonardi, che ci parlerà del triste episodio del genocidio degli armeni attraverso il romanzo biografico dello scrittore e regista francese che è stato da lei tradotto per la prima volta in italiano. Vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Dunque, io stasera vi parlo di Mayrig, che è una storia correlata al genocidio armeno perché è una storia di sopravvissuti, e poi vi parlerò del genocidio armeno e vi farò vedere anche un interessante filmato e delle foto originali di questo massacro. Dunque Mayrig in armeno significa madre e viene utilizzato anche nell'accezione più affettuosa di mammina. Henri Verneuil con Mayrig ha voluto raccontare la storia della sua infanzia, la sua infanzia vista con gli occhi di bambino, della sua famiglia, la storia vera della sua famiglia. Henri Verneuil, vero nome Ashod Malakian, una parentesi, Henri Verneuil non perché lui volesse in qualche modo rinnegare le sue origini armene, ma semplicemente perché all'epoca fare successo, a trovare lavoro con un nome straniero era praticamente impossibile, e lui ha utilizzato Verneuil, che era un noto toponimo francese utilizzato da molti anche come cognome, e tra l'altro, ironia della sorte, Henri Verneuil come seconda moglie ha sposato una donna chiamata Véronique Verneuil, quindi in qualche modo era un segno del destino. E tra l'altro Henri Verneuil è stato anche un grande patriota armeno. Mayrig quindi racconta la storia vera di questa famiglia scampata al genocidio e costretta ad emigrare a Marsiglia. A Marsiglia la madre con le due zie Anna e Kaiané del nostro protagonista cominciano lavorando per una camiceria, e il padre Agop si fa assumere come operaio in uno zuccherificio marsigliese. Henri Verneuil racconta quindi la storia di questa famiglia che ha abbandonato, diciamo dimenticato gli agi della terra di origine per ricominciare una nuova vita di stenti. Il mio percorso verso questa traduzione è cominciato un primo pomeriggio estivo di qualche anno fa, quando per caso ho acceso la televisione e ho visto l'inizio di un film. Il film era Quella strada chiamata Paradiso, la seconda parte di un film in due parti, Mayrig e Quella strada chiamata Paradiso, appunto, tratto da questo romanzo. Tra l'altro un film bellissimo che non è mai uscito nelle sale cinematografiche italiane, probabilmente per problemi diplomatici con la Turchia, e tra l'altro interpretato egregiamente da Claudia Cardinale e Omar Sharif. Un film che è stato soltanto trasmesso dalla RAI in orari di minore ascolto e che tutt'oggi non è in commercio. L'unico modo per poter vedere questo film è andarlo a cercare su YouTube. C'è la versione integrale in italiano con alcune parti in francese che sono state quelle poi tagliate nella versione italiana. Io vi consiglio di andarlo a cercare, dura 4 ore, 2 ore circa la prima parte e 2 ore e qualcosa la seconda, però ne vale la pena. Dunque io ho visto questa seconda parte del film e sono rimasta molto colpita da questa toccante storia e soprattutto da questo massacro che non conoscevo,
perché io ho studiato la parte della prima guerra mondiale, ma nessuno mai mi aveva parlato di questo massacro che aveva subito il popolo armeno. Allora ho cercato innanzitutto la prima parte del film, che allora non si trovava neanche su YouTube. Sono riuscita ad avere tramite la comunità armena di Roma, che mi ha inviato una videocassetta, anche loro l'avevano registrato dalla RAI, e dopo aver visto questo film ho visto che era comunque che era stato tratto da questo romanzo Mairig, e sono andata a cercare il libro per leggerlo. Mi hanno detto che non c'era la versione in italiano e che l'unica versione era in francese. Poi comunque ho saputo che ci sono anche altre versioni in altre lingue. Comunque non c'era la versione in italiano, quindi mi sono rivolta a una libreria di Parigi e mi sono fatta inviare questo libro e ho cominciato a leggerlo. E devo dire che man mano che mi immergevo tra le frasi e le parole di Henri Verneuil, io maturavo l'idea di tradurre questo libro. Però, come ho scritto nella pagina dei ringraziamenti, Luciano Bianciardi nella Vita Agra scriveva tradurre è un po' tradire. Io, per la verità, nella mia vita ho sempre detestato i tradimenti, però più leggevo questo libro più mi convincevo che assolutamente dovevo farlo leggere anche ad altri, e quindi ho deciso di tradurlo, possibilmente senza tradire colui che lo aveva scritto. E devo dire che Henri Verneuil è stato talmente bravo a descrivere i suoi sentimenti, le sue sensazioni, i suoi stati d'animo con una sensibilità unica, che è stato facile rimanere fedele ad Henri Verneuil nella traduzione. E la cosa che mi ha fatto più piacere è stata quando questo libro ha fatto il suo debutto al Salone Internazionale del Libro di Torino lo scorso maggio, e accanto a me nella presentazione avevo uno scrittore di origine armena, Vasken Berberian, tra l'altro autore anche di un bellissimo romanzo, Sotto un cielo indifferente. E lui ha detto che, avendo letto la versione in francese e poi in italiano, ha detto: sono sicuro che se Henri Verneuil avesse voluto scrivere il suo libro in italiano, lo avrebbe scritto come ha fatto Letizia Leonardi. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché era proprio il mio obiettivo, quello di scrivere in italiano quello che Henri Verneuil aveva voluto trasmettere in francese. E tra l'altro questo libro poi ha anche la prefazione di un altro scrittore di origine armena, Diego Cimara, autore sempre per Divina Follia, di un altro libro che riguarda l'Armenia, Amar Armenia. E praticamente un po' più invece complicato è stato il percorso per trovare una casa editrice così difficile in questo periodo di crisi dell'editoria italiana, e invece Divina Follia ha accolto con entusiasmo questo progetto editoriale. E anche lungo è stato invece l'iter per avere la liberatoria dalla Francia per poterlo pubblicare in italiano. Comunque, detto questo, io alternerò nella descrizione del libro di Mairig anche delle brevi parti del film, e poi vi leggerò 2 brani e delle poesie di 2 autori di origine armena. Vi farò vedere questo filmato particolare, poi vi spiegherò perché, sul genocidio, e delle foto originali scattate da Armin Wegner. Comincio subito con la sigla iniziale del film, che è molto bella, e anche ci sono delle immagini bellissime dell'Armenia storica e una bellissima musica. C'è una breve introduzione in francese che, per non disturbare l'ascolto della musica, vi tradurrò dopo alla fine. Longtemps, on m'appela l'Arménien, sans trop savoir où se trouvait cette terre sur laquelle, depuis plus de 2000 ans, mes ancêtres descendants du pays Urartu s'accrochèrent à leur patrimoine culturel, malgré massacres et persécutions, en espérant chaque fois
que c'était la dernière fois. Premier peuple chrétien du monde, les envahisseurs qui retracent les frontières au gré de leurs ambitions placèrent mon pays sous l'occupation turque. Derrière le calme trompeur des minarets qui invitaient à la prière, la vie de l'Arménien fut jalonnée de pyramides de têtes coupées. Sur les sables brûlants du désert de Deir Zor, qui a vu l'agonie d'un peuple, les hordes fanatiques tuèrent les corps. Il reste les âmes, il reste la mémoire, il reste un poète agenouillé qui écoute le vent. Ce vent de Deir Zor qui, de l'os d'un enfant, avait fait une flûte et dans la paix de l'aurore sifflait un chant immortel. Il testo in francese della sigla è il seguente. A quei tempi mi chiamavano l'armeno, senza sapere dove si trovava questa terra sulla quale più di 2000 anni fa gli antenati del paese di Urartu difendevano le loro tradizioni, il loro patrimonio culturale nonostante i massacri e le persecuzioni, nella speranza ogni volta che fosse l'ultima volta. Primo popolo cristiano del mondo che passa le frontiere della sua terra, abbandona le sue ambizioni e lascia il suo paese all'occupazione turca. Dietro la calma ingannevole dei minareti dedicati alla preghiera, la vita dell'armeno è stata colpita. Sulle sabbie roventi del deserto di Dezor, che ha visto l'agonia di un popolo, le orde di fanatici distruggono i corpi, ma resta l'anima, resta la memoria, resta un poeta inginocchiato che ascolta il vento e che soffia nel flauto dell'aurora un canto immortale. Dunque, nella vicenda tragica del genocidio armeno, quello che colpisce non è soltanto l'entità delle vittime, che sono state 1,5 milioni, e non è nemmeno l'ostinazione con la quale la Turchia ancora non riconosce questo massacro. Quello che colpisce, che spesso noi teniamo più in considerazione, quello che colpisce sono i morti, il numero dei morti, senza pensare che dietro queste grandi tragedie ci sono i sopravvissuti, ci sono i vivi che hanno delle emozioni, delle sensazioni, che vivono delle situazioni che spesso noi neanche immaginiamo. E Mayrig vuole sottolineare questo. Henri Verneuil, in questo romanzo, che comunque è stato un omaggio
alla sua famiglia, in particolare a sua madre, ha voluto sottolineare anche le difficoltà non solo economiche dei sopravvissuti a queste tragedie, ma anche psicologiche. E praticamente lui sottolinea anche l'importanza dell'amore familiare, dell'unità familiare, del fatto di dimenticare quello che queste persone erano nella loro terra di origine. Spesso erano delle persone che vivevano una vita agiata e nonostante tutto la forza di ricominciare ricordando sempre le loro origini e pur nella forza di volontà di integrarsi nel paese che li aveva accolti, loro comunque cercano di mantenere le loro tradizioni, la loro lingua, e questo è un fattore molto importante. E diciamo che visto che ho fatto vedere adesso la sigla del film, vi leggo adesso l'inizio del testo, che è un inizio tenero e toccante, perché il protagonista racconta i suoi momenti accanto alla madre sul letto di morte. Sta morendo, discretamente così come ha vissuto, senza disturbare nessuno. La guardo distesa nelle sue lenzuola bianche, dolce, ordinata, serena nella sua solitudine davanti alla morte, perché adesso so che si muore soli. Perché in questo istante di dolore estremo il mio corpo, colmo di lacrime che aspettano solamente una piccola scossa per spargersi sulle mie guance, perché ho pensato per un momento a quelle grandi tragedie dove i personaggi pronunciano le ultime definitive parole e aspettano il finale della scena per chiudere per sempre gli occhi? È un contrasto che adesso mi indigna. L'ingranaggio del corpo è prostrato, l'insieme delle arterie, dei vasi sanguigni, delle vene, si rifiuta di portare il sangue al cuore o al cervello. E in questo istante di semicoma si vorrebbe che tutto si svolgesse come in Racine o in Shakespeare. No, mia madre non parlerà più. Il suo povero corpo smagrito, scosso da una respirazione lenta, corta e regolare, prova disperatamente a nutrirsi di un poco di ossigeno per restare ancora un momento con me. Malgrado i suoi 10 chili persi e là, la mia grande lady dell'amore familiare, con la sua pelle liscia di ragazza senza una ruga. Quando le si faceva un complimento per questa assenza di tracce del tempo, rispondeva con un po' di civetteria. Sapete che non ho mai utilizzato trucco, neanche cipria, mai. Sono tutti questi prodotti chimici che rovinano la pelle. Spesso avevo sentito dire di un malato grave, o se lo vedevate, era diventato irriconoscibile. E io pensavo che era molto triste essere condannato al baratro dell'oblio sol perché si è cambiato di aspetto e di peso. Aveva dovuto lasciare ben poca cosa nel nostro ricordo questo irriconoscibile, mentre si era al suo fianco, sia che si parlava o che si rideva con lui, poiché tutto si era sciolto nei pochi chili di carne che erano partiti. Lo spettro della morte non può niente con quelli che possiedono questa suprema grazia che preserva la piccola luce interiore finché restano loro ancora gli occhi, lo sguardo e il sorriso. Dall'alto dei suoi quasi 100 anni di amore, di devozione, di tenerezza, mentre sta per chiudere la grande parentesi della sua vita, è là, davanti a me, la mia vecchia mamma, immutata, intatta, è solo diminuita di volume. Tutto qui. Ed è dunque da questi ultimi istanti di vita della sua Mayrig che l'autore ripercorre a ritroso la storia della sua infanzia, da quel viaggio su un cargo in un mare in tempesta a quel timbro delle autorità marsigliesi sospeso a mezz'aria, che era così importante che cadesse sui loro documenti, perché questo avrebbe dato loro la possibilità di ricominciare a vivere. E vi faccio vedere appunto come Henri Verneuil, perché Henri Verneuil non era uno scrittore ma era un commediografo di successo, un regista, Mayrig è stato il suo unico libro e lui ha realizzato appunto questi 2 film e vi faccio vedere come lui ha raccontato l'inizio di questa vita dai migranti della sua famiglia.
Vedrai che adesso passa tutto. Sta tranquilla, passa tutto, vedrai. È malata, Mayrik? No, Azat, la mamma non è malata. Ha soltanto un po' di mal di mare. Ora che siamo scesi dalla nave passa subito. Zakarian Agop. Sono io, signore. Zakarian Araxi, nata Bulotian. Zakarian Azad, figlio di Agop e Araxi Zakarian. Anna e Gaiane Bulotian. Sono le mie sorelle, signore. Il primo vero ricordo della mia infanzia mi riporta a quel timbro, sospeso per un tempo infinito a mezz'aria. Gli occhi di mia madre, di mio padre e delle zie fissi su quel timbro mi facevano capire quant'era importante che cadesse sui nostri documenti. Su, venite. Abbiamo trovato casa. Andiamo. Azat, cammina. Vi leggo una bellissima poesia di Rand Nazarians, uno scrittore, un poeta, un giornalista armeno, nato a Costantinopoli, attuale Istanbul, nato nel 1886, un patriota emigrato in Italia ai tempi del genocidio e ha creato alle porte di Bari negli anni 50 un villaggio, Nor Arax, che ha raccolto moltissimi armeni. Lui è morto nel 1962, ma ha scritto diverse poesie. Io ho scelto questa poesia che si intitola Destino, che secondo me riflette molto la dignità del popolo armeno. Tu sapessi, fratello, com'è triste l'essere soli al mondo, soli vivere senza focolare, non sapere dove poggiare la testa e volgere la propria tristezza verso i silenzi di Dio, camminare stancamente senza posa, ovunque estranei, invano cercare una nicchia ove sedersi al lento discendere delle sere solitarie, ovunque esiliati, sapendo vana ogni ribellione e vana ogni preghiera, senza pace, senza destino, e cantare nella dignità della propria pena, cantare per l'infinito, cantare per le stelle, senza chiedere agli uomini ascolto. E tornando a Mayrig, questa storia riguarda l'esperienza del piccolo Azad nel film, Shod nel romanzo. E questa vita è scandita da prove umilianti, e quello che sottolinea River Ney è che comunque nonostante le ostilità, nonostante le umiliazioni che sono servite poi a River Ney a crearsi questa corazza di uomo, nonostante tutto queste persone non perdono la bontà d'animo e sono comunque grate alle persone che li avevano accolti nonostante tutto. E quindi adesso vi faccio vedere come nel film si vedono le prime ostilità che poi a River Ney nel romanzo racconta meglio, più a fondo. Diciamo che nel romanzo c'è una certa differenza tra il libro e il film, perché il libro comunque narra la parte della sua infanzia che viene ripresa nella prima parte del film, Mayrig, e in alcuni pezzi della seconda parte del film, però ovviamente nel film non c'è tutto quello che c'è nel libro.
E nello stesso modo nel libro non c'è tutto quello che c'è nel film, perché nella seconda parte Henri Verneuil ha continuato la sua storia da adulto. E vi faccio vedere adesso l'arrivo di questa famiglia nella loro prima umile casa e le prime ostilità e umiliazioni che sono costretti a subire. Accomodatevi pure, signori. La cucina è di qua. La cucina l'avete in comune con l'inquilino di fronte, ma si può usare solo per cuocere i pasti. Di un po', Bagar. Dove lavori tu? Assumono? Assumono e come? Io lavoro allo zuccherificio Saint Louis. Ma perché mi fa questa domanda? Cerco lavoro. Oh, non è certo un lavoro per lei, signor Hagop. Uno che ha avuto una posizione come la sua. Zacarian e i figli, il più importante armatore della nostra città. No, quello non è certo un lavoro per lei. No. E qual è il lavoro per me? Sai una cosa, amico mio? Il male peggiore dell'esiliato è la nostalgia di ciò che ha perduto. Guai cedere ai rimpianti che gli fanno stringere il cuore, che gli fanno ricordare cos'era una volta a paragone di adesso. Purtroppo la nostalgia per noi è un lusso. Noi possiamo solo continuare a vivere. Perciò domani, quando andrai allo zuccherificio, io verrò con te. Rimettiti subito a tavola. Sì, ma che cos'è un armeno? Ti ho detto di tornare a tavola. Non badateci, non sono tutti così. Gli inquilini di fronte stanno mangiando davanti ai fornelli. Non ho avuto il coraggio di disturbarli. Ma hanno visto la tua teglia? Non lo so. Beh, devono avermi vista perché sono rimasta un bel po' davanti alla porta. Ma quelli hanno fatto finta di non vedermi. La padrona di casa non aveva detto che dovevamo usare a turno la cucina solo per cucinare? Sì, ha detto che ognuno deve mangiare in camera sua. Giuro che non capisco. Buonasera, scusate, noi dobbiamo... Sta seduta, non ti muovere, hai capito? A cosa credono? Di poter detter legge da noi? Tornino al loro paese. Lo sai che ti fa male quando ti agiti, sta calmo. Sto calmo, ma non mi muovo. E se ai signori non piace come vanno le cose in Francia, che se ne tornino a casa loro. Sapete, c'è chi è ridotto a mendicare perché non ha niente da mettere in pentola. Avere la pentola piena e digiunare perché non c'è il forno. E questo poi è davvero il colmo. Dateci un fornello. Fate l'elemosina, signori. Un po' di fuoco, dateci un angolino del vostro forno. Scusi, signore, per piacere, potrebbe mettere questa teglia in un angolino del suo forno? Abbiamo appena cambiato casa. La prima porta a destra. Aspettatemi in fondo al corridoio. Vengo ad aprirvi. Grazie. Era bastato scendere 4 piani per accorgerci che esisteva anche una Francia più cordiale e che nel forno di un panettiere si poteva trovare del calore umano. Dunque Mayrig è un romanzo familiare, lo avete visto, è anche un racconto morale e al tempo stesso un'autobiografia e cronaca, perché comunque attraverso la vicenda di questa famiglia Henri Verneuil parla anche del genocidio armeno, una tragedia che mira appunto
a distruggere questa popolazione, mira a spazzare via proprio le tradizioni, perché il genocidio armeno non è stato soltanto il massacro di un popolo, è stato proprio un genocidio culturale, perché i villaggi sono stati distrutti, le case, le chiese sono state incendiate, praticamente degli armeni non doveva restare traccia. Ovviamente Henri Verneuil in Mayrig non racconta il genocidio come ha fatto Franz Werfel nel 1933 con il suo romanzo I 40 giorni del Mustadag. Lui in quel romanzo praticamente descrive in maniera dettagliata questo disegno criminale dei giovani turchi e questo tentativo di un gruppo di circa 5.000 armeni che sono residenti nei 7 villaggi alla base del Mustadag di respingere per 40 lunghi giorni gli attacchi da parte dei turchi, e poi però vengono tratti in salvo da una nave da guerra francese che per caso transitava nel Golfo di Antiochia. Henri Verneuil racconta in maniera più, diciamo, cruda a volte, proprio racconta quello che è successo nel deserto di Dezor, e anche nel film ovviamente racconta questo terribile massacro. E vi faccio vedere questa parte qui, poi sul genocidio ci ritorneremo dopo con l'altro filmato del quale vi ho accennato. Ora che siamo soli, raccontami della morte dei miei fratelli. Sì, signora Gopp, ero con loro. Aveva ragione lei. Quella domenica che dopo la messa il banditore ha convocato tutti gli uomini armeni alla gendarmeria per la mattina seguente. Lei aveva detto: qui bisogna fuggire subito, senza piangere per tutte le cose che lasciamo. I suoi fratelli Aram, Mihran e Onnik sono rimasti per salvare i beni della vostra famiglia. Così hanno perduto i beni e anche la vita. Per fortuna a lei è rimasto qualcuno della sua famiglia. È pronto il caffè? Azad, è ora di andare a letto, su. Che bello avervi ritrovati. La mia famiglia ha sempre lavorato per gli Zakarian. Nessuno di voi ci ha mai fatto pensare che era il padrone. Non dire sciocchezze. Senta, Abgar, conosceva il figlio del signor Papazian, il dottor Vasgen Papazian, di Parigi. Altro che, sì che lo conoscevo. Un uomo formidabile. C'era anche lui alla convocazione di quel lunedì mattina. Saremmo stati 4 o 5.000 alla gendarmeria, compreso il vecchio vescovo Serop. Hanno annunciato un piccolo spostamento di popolazione per motivi di sicurezza militare. Ci avrebbero portato con dei carri, dicevano, per 200 lire turche a testa. Chi poteva ha pagato anche per chi non aveva soldi. Dopo 2 ore abbiamo chiesto dove erano i carri e i gendarmi si sono messi a ridere. Per giorni e giorni abbiamo marciato sotto un sole cocente nella polvere, senza mangiare né bere. Abbiamo incontrato colonne di uomini che venivano da Karput, Bursa, Izmir, Adatazar e Trebigord. Ne arrivavano a migliaia da ogni parte. Haftevan siamo passati accanto a centinaia e centinaia di cadaveri senza testa. Il comandante delle truppe aveva fissato a 600 lire turche il prezzo di ogni testa d'armeno.
la cosa più insopportabile era l'urlo di paura dei bambini. I turchi li legavano a due e da uno strapiombo li gettavano nell'Eufrate. E le urla delle madri che perdevano la ragione. Una completamente impazzita dal dolore si è messa a ballare, a ballare, a ballare. E il vescovo, come l'hanno trattato? Per renderlo ridicolo, i gendarmi lo avevano spogliato. Era bello quel vecchio, con la sua barba bianca, che camminava nudo. All'inizio ero convinto che le autorità ignoravano quello che pativamo e che tutto succedeva solo per la malvagità dei soldati che ci scortavano. Così, quando il governatore Cevdet Bey passò al galoppo accanto a noi, io ho gridato il suo nome. Cevdet Bey! Lasciatelo. Chi sei? Che vuoi? Mi chiamo Abgar, eccellenza. E vorrei rispettosamente informarla che qui ci assassinano uno dopo l'altro. Alla partenza eravamo migliaia e migliaia e ora siamo solo in poche centinaia, esausti e coi piedi sanguinanti. Daremo scarpe nuove ad Abgar. Scarpe che non si consumano mai. E ai miei compagni, eccellenza? Gli mostrerai le tue. E se il modello piacerà, le avranno anche loro. Grazie, eccellenza. No, no. Ah! Vedo acqua, vedo un lago laggiù. È uno scherzo della tua immaginazione. Questo si chiama miraggio. A forza di sognare l'acqua, si finisce per vederla davvero. È solo un'illusione. Come ho sete, ho fame. Però non vedo un montone arrostito. Non è illusione, è acqua, vi dico, sono sicuro. Ascoltate bene, infedeli. Quest'acqua è dei nostri amici curdi, che hanno la bontà di offrirvene un po'. Chi vuol bere, paghi 100 lire turche. Lei lo sa bene che non abbiamo più niente. Ci avete già preso tutto. Quell'acqua, però, non è né dei curdi né dei turchi. Appartiene a tutti gli uomini. L'acqua è un dono del cielo.
Ora mi ascolti bene, signor ufficiale. Io mi chiamo Vazgen Papazian. Sono laureato in medicina all'Università di Parigi. Come medico ho il dovere di dare aiuto e assistenza a chiunque ne abbia bisogno. Perciò ora ordino a tutti: correte, andate a bere! Anch'io mi sentivo tutto il corpo ardere di sete. Avrei potuto bere un fiume intero. Ma per salvarmi ho fatto finta di essere morto. Per fortuna non sembrava un cadavere che valeva la pena di frugare. E così sono rimasto lì immobile. Mi sentivo addosso gli occhi di suo fratello Aram. Quegli occhi che ridevano sempre, ora mi chiedevano: ma perché devo morire? Non so per quanto tempo sono rimasto tra quei morti. Mi ha raccolto una carovana che passava di lì. Credo che fossero dei turchi o dei curdi, ma cosa importa? Di tutti noi altri ero l'unico ancora vivo. Ma vedete ridotto come? Ho il corpo così malato che non so quanto reggerò ancora. Volevo solo tornare da quel viaggio verso la morte per dire a tutti dove può arrivare la ferocia dell'uomo. Quella sera Abgar, col suo terribile racconto, mi aveva brutalmente strappato al mondo delle fate e dei folletti. Avevo compreso di colpo che per sfuggire alla morte la mia famiglia si era divisa in due. Noi eravamo quelli che il caso aveva salvato. Gli altri erano rimasti tra le sabbie roventi del deserto. Dunque, la differenza tra il genocidio degli ebrei e quello degli armeni è che innanzitutto gli armeni erano, diciamo, gli armeni, lo sfondo del genocidio è stato più che altro a sfondo nazionalistico religioso, mentre quello degli ebrei è uno sfondo razziale, perché poi il regime nazista per gli ebrei era quello praticamente della razza pura, la razza ariana, e quindi sono stati, perlomeno il pretesto è stato questo, quello della deportazione degli ebrei. Invece nel caso degli armeni, nazionalistico, perché lo slogan dei giovani turchi dal 1914-1915 era la Turchia ai turchi, per cui ogni armeno abbattuto, ucciso, era in qualche modo era considerata una difesa del confine. E religioso perché gli armeni erano cristiani, gli armeni sono stati il primo popolo cristiano del mondo,
e invece i turchi ovviamente islamici, quindi gli armeni erano un popolo di infedeli, popolo di serie B, in confronto agli islamici. Altra differenza è che gli ebrei comunque non avevano una loro terra, erano integrati nei vari paesi occidentali dove si erano insediati, invece gli armeni avevano una loro terra, sono stati cacciati, le loro case sono state distrutte, incendiate, le loro chiese. E poi ultima differenza è che praticamente oltre al fatto che il genocidio degli ebrei è stato riconosciuto dalla Germania, quello degli armeni non è stato riconosciuto, e inoltre sul genocidio degli ebrei ci sono tantissime immagini, tantissimi filmati, tantissima documentazione. Sugli armeni invece c'è pochissimo, è stato quasi tutto distrutto e ci sono pochissime immagini, alcune delle quali ve le farò vedere, sono quelle originali scattate da Armin Wegner. Comunque poi vi racconterò in dettaglio che cosa è successo in quell'anno e soprattutto nella notte tra il 23 e il 24 aprile del 1915. Tornando alla nostra storia, commoventi sono anche gli altri protagonisti del romanzo, il padre, Agop, e le due zie, devotissime zie Anna e Kayaneh, che comunque hanno rinunciato alla loro vita personale per seguire e per aiutare questa famiglia. E vi leggo un breve passo che riguarda il primo giorno di scuola del nostro protagonista, una scuola, quella che andava a frequentare, la più costosa di Marsiglia, che però gli avrebbe garantito un brillante futuro. Passando davanti al divano, notai improvvisamente che il letto di mio padre non era disfatto. Era evidente che quella notte non ci aveva dormito. Appoggiato alla ringhiera del nostro piccolo balcone, provai a trovare una ragione logica a questa assenza completamente anormale, ma il suo comportamento insolito di quella notte mi sembrò inspiegabile. In basso, la via Paradis si svegliava lentamente. I passanti erano ancora pochissimi, ma i tram circolavano già sulle loro rotaie con le loro lunghe pertiche che si drizzavano obliquamente per ripartire e cercare la corrente sui due grossi cavi che quadrettavano il cielo. Ogni tanto la puleggia fissata all'estremità di queste pertiche strusciavano in un incrocio di fili della linea aerea, facendo un crepitio e una pioggia di scintille che proiettava i suoi luccichi incandescenti davanti ai miei occhi abbagliati dal grande mistero dell'elettricità. Un tram si fermò. Un uomo scese barcollando pesantemente. Dall'altezza del mio quarto piano distinsi solamente il contorno sommario del suo profilo curvato, ma l'uomo sembrava rotto in due per la sofferenza. Fece alcuni passi verso un platano, incollò la sua schiena contro l'albero come per attingere un po' del suo vigore e lentamente raddrizzò la sua colonna vertebrale. Per un lungo momento l'uomo e l'albero restarono confusi. Poi, la testa piegata sul suo petto, l'uomo attraversò la via con passi pesanti e uscì dal mio campo visivo. La porta della nostra camera si aprì e l'uomo curvato del mio balcone entrò. Era mio padre. Quindi quel buon genitore aveva barattato il lavoro diurno con quello molto più pesante notturno per garantire a suo figlio gli studi migliori. E vi faccio vedere una breve scena di questo episodio raccontato in modo diverso nel film del ritorno del padre, e poi una sequenza del nostro protagonista con la madre su come questa sua Mayrik affrontava la vita sempre con il sorriso sulle labbra, senza far pesare nulla al figlio e senza fargli mancare niente e senza fargli capire delle difficoltà economiche che avevano. La mamma, Anna e Kayaneh si distruggevano le dita con gli aghi per fare le migliaia di piccolissimi punti che avrebbe dovuto fare la macchina per cucire che non possedevano. Del signor C.H.E. non avrebbero mai conosciuto altro che le iniziali ricamate sulle camicie. Vuoi affittare una bicicletta? Prendila per mezz'ora, ti va? Ma che dici? Non hai letto a quanto li affittano?
No, a quanto? A 2,70 franchi all'ora. Che cosa vuoi che sia? Mi basta fare 20 asole in più. Non credo che diano bicicletta a chi paga con le asole. Ma no, io faccio le asole e il camiciaio le paga. Coi soldi compriamo quello che ci serve. Ci paghiamo il pane, la carne o la bicicletta. Possiamo decidere noi. Capito? Riusciremo anche a iscriverti al Collège Saint-Hilaire. Sei contento? Sono molto contento. Appurato che ci volevano 20 asole fatte a mano per mezz'ora di bicicletta, da quel giorno cominciai a calcolare il valore delle cose in decine, centinaia, migliaia di asole. Ma non seppi mai quante ce le vollero per iscrivermi al famoso Collège Saint-Hilaire. Azad! E per quanto riguarda il romanzo Mayrik, io non vado oltre nella descrizione di questo libro che secondo me fornisce tanti spunti di riflessione, perché appunto dietro i fatti narrati, dietro alla storia, alle questioni economiche, geografiche, politiche, poi non ci dobbiamo dimenticare che ci sono le persone con sentimenti, persone con stati d'animo che veramente a volte si fa fatica ad immaginare. E concludo questa parte che riguarda il libro con la sigla del film, della seconda parte del film, una fine molto toccante. E quando ormai il figlio è diventato grande, è diventato un famoso regista e ha fatto un regalo alla sua Mayrik, ha regalato un sogno, la casa uguale, identica a quella che loro avevano in Armenia prima della deportazione. 30 anni per realizzare un sogno d'infanzia. Com'era stato lungo il cammino da quella stanza buia del numero 109 al 588, dove il sole inondava il Roseto come nella casa di laggiù, in Armenia. Signorina Naid, le affido la nostra ragazza. Stia tranquillo, signore, ci penso io. Arrivederci. Arrivederci. Vai via, non hai neanche fatto colazione. Oh, mangerò qualcosa in aereo. Tornerò presto, Mayrik. E fai bene. Alla mia età non bisogna stare troppo senza vedersi. Non puoi immaginare quante sorprese possiamo fare noi vecchi. No, tanto per cominciare siamo noi che vogliamo farti una sorpresa. Charlotte, Adrien e io verremo a passare le vacanze da te tutti insieme nella tua bella casa. Forse verrà anche la signorina Strick, la loro insegnante di armeno. Insomma, non lo so, sei libera e si accetta. Oh, mi piacerebbe. Cosa vuoi che ti portiamo? Bastate voi. E nell'attesa ho le mie rose. All'improvviso ho ritrovato la Mayrik della mia infanzia e della mia adolescenza, con quei pullover che infilava di nascosto nelle mie valigie, all'ultimo minuto, per proteggermi da freddi immaginari. Forse è vicino ormai il momento in cui, una notte, in qualche parte del mondo, arriverà una telefonata. Torni subito. Sua madre non si sente bene. Allora, in quel preciso istante, saprò che mai più nessuno mi inseguirà agitando quell'inutile pullover
che mi infastidiva tanto. E credo che quel giorno avrò veramente freddo. Tornando invece al discorso del genocidio armeno, dunque il popolo armeno ha subito diversi massacri. Quello del 1915 è stato il punto di arrivo, diciamo, però il popolo armeno è stato indebolito nel corso degli anni. Diciamo che fino alla prima metà del 1800 il popolo armeno ha vissuto, si può dire, pacificamente, tranquillamente con i turchi. Alla fine del 1800 c'è stato un primo massacro perché man mano l'impero ottomano si era indebolito, un po' per le guerre che aveva perso e quindi i territori che aveva perso, e quindi molti turchi sono ritornati nelle zone occupate dagli armeni in Anatolia, e un po' anche perché per la corruzione, quindi si era indebolito. E quindi c'è stato nel 1894 un primo massacro del popolo armeno. Poi nel 1909 c'è stata la strage di Adana. Già il movimento dei giovani turchi aveva preso il controllo dell'impero ottomano. E poi nel 1915, con lo scoppio della prima guerra mondiale, che è stato nel 1914, l'impero ottomano ha approfittato di questa occasione per compiere l'ultimo atto contro gli armeni. E questo genocidio è stato un genocidio preordinato, perché è cominciato prima con il disarmo degli armeni nell'esercito ottomano, perché all'inizio, prima di prendere il potere i giovani turchi, gli armeni rivendicavano sempre una parità, perché non avevano la possibilità di arruolarsi nell'esercito, non potevano avere la possibilità di occupare cariche pubbliche, e con la presa del potere da parte dei giovani turchi è stato permesso agli armeni di arruolarsi nell'esercito, e all'inizio questo è stato accolto con grande favore da parte del popolo armeno, perché sembrava un primo passo verso quella parità che andavano richiedendo da tantissimo tempo. In realtà, a pensarci bene, questo è stato un modo per togliere di mezzo gli uomini e i ragazzi che in qualche modo potevano difendere il resto della popolazione. Quindi il mese di gennaio del 1915 gli armeni dell'esercito ottomano sono stati disarmati, sono stati divisi. Una parte è stata utilizzata per lavori umili come la pulizia delle latrine, altri invece sono stati utilizzati per la costruzione delle strade, lavori duri. Poi alla fine facevano scavare le loro fosse e poi li hanno ammazzati. E poi è stata la volta dell'elite armena, quindi gli scrittori, i notabili,
anche persone del clero sono stati presi, cioè tutti coloro, i medici, tutti coloro che in qualche modo potevano far sapere al mondo esterno quello che stava accadendo, sono stati presi subito, sono stati presi dalle loro case, sono stati torturati e poi sono stati uccisi e spesso venivano impiccati nelle piazze delle varie città dell'impero, delle varie province dell'impero ottomano. E rimaneva il resto della popolazione. Il resto della popolazione nella notte tra il 23 e il 24 aprile del 1915 sono stati i soldati dell'esercito ottomano sono entrati nelle varie case degli armeni e li hanno costretti in pochissimo tempo a lasciare le loro case. Gli hanno promesso che, siccome c'era la guerra, li avrebbero portati in posti più sicuri. In realtà li hanno portati nel deserto di Dezor soprattutto, e fino a qualche anno fa, se si affondava la mano nella sabbia, si potevano ancora toccare dei resti umani, e sono stati portati in questa lunga marcia della morte, senza cibo, senza acqua, con il sole cocente, e qualcuno si portava qualcosa, magari delle piccole cose o dei gioielli, che man mano inghiottiva, e addirittura venivano sventrati i cadaveri per trovare queste monete d'oro o questi piccoli gioielli, e perché lungo la strada appunto venivano anche saccheggiati. Nel 1919 è stato realizzato un film documentario a Hollywood, ed è particolare. Io vi faccio vedere una parte di una clip di 20 minuti che è l'unica che è rimasta di tutta la pellicola. Ed è importante questo filmato perché innanzitutto è stato girato proprio molto vicino a questi fatti, perché il genocidio è accaduto nel 1915 e questa clip è stata realizzata nel 1918 e poi proiettata nel 1919. È stata realizzata anche su racconti della testimonianza oculare di una ragazza sopravvissuta al genocidio che si chiamava Aurora Mardiganian. Aurora Mardiganian era nata in Turchia nel 1901 da una famiglia facoltosa. Quando è stata deportata aveva 14 anni, lei con tutta la sua famiglia. La sua famiglia è stata uccisa loro hanno percorso circa 1400 miglia nel deserto, e lei ad un certo punto è stata rapita, venduta al mercato degli schiavi, ed è stata la sua fortuna perché è riuscita a fuggire, e attraverso varie tappe, è stata a San Pietroburgo, a Oslo, e finalmente è riuscita ad arrivare in America. E in America appunto lei ha raccontato tutto quello che aveva visto, ed è stato realizzato questo film che ha fatto un grande scalpore. È un film muto, ci sono delle didascalie in inglese, e vabbè, man mano insomma vi racconterò anche questa storia. Tra l'altro Aurora Mardiganian, per tutto ciò che aveva subito in Armenia, non è più voluta tornare nella sua terra, e per tantissimo tempo non è riuscita nemmeno a farsi toccare da un uomo per tutti gli abusi che aveva sofferto, e in pratica poi soltanto nel 1929 si è sposata con un americano, è rimasta in America, è morta nel 1994 a 93 anni. Lei è Aurora Mardiganian, che appunto racconta che è stata deportata nel 1915, ha percorso 1400 miglia, e attraverso Tiflis, San Pietroburgo, Oslo è riuscita ad arrivare a New York nel 1917, e quando ha iniziato questo film nel 1918 lei aveva 17 anni.
1914 inizia la prima guerra mondiale. E comincia la grande tragedia del popolo armeno nel 1915 nel deserto di Bezor. Questi sono i soldati armeni dell'esercito ottomano che sono stati disarmati separati nel gennaio del 1915. Venivano utilizzati appunto i lavori umili e poi venivano obbligati a scavarsi le loro fosse, poi venivano uccisi. Comincia la deportazione e generalmente venivano portati molto lontani dalle città in modo che nessuno potesse sapere quello che stava accadendo man mano, però nonostante tutto alcune voci cominciavano a girare dei massacri e nel frattempo venivano incendiate le chiese, le case, venivano saccheggiati i negozi. Prima sono stati arrestati gli uomini dell'elite armena e poi tutto il resto sono stati portati a marciare fuori dalle città. E i turchi poi portavano questi uomini, donne, bambini, anziani lontano e nelle città li ammazzavano sia con le spade che con le armi da fuoco e spesso facevano raggruppare le persone, più persone possibili dentro le chiese e poi davano fuoco e praticamente la gente moriva bruciata viva. E i cadaveri venivano tagliati per vedere se all'interno potevano trovare delle monete d'oro o dei piccoli gioielli. Ecco qui il saccheggio delle case, dei negozi, delle attività. Poi c'erano le file, le carovane di donne, gli anziani qui si vede anche Aurora Mardiganian che è la seconda a sinistra. E non solo morivano nel deserto, molti venivano messi nei barconi e poi gettati in acqua, ovviamente la maggior parte di loro non sapeva nuotare, quindi sia il fiume diciamo si riempiva di cadaveri. E poi i soldati turchi nelle varie tendopoli si sceglievano le donne, le ragazze più belle, le prendevano, le portavano nelle loro tende e lì le violentavano e alcune addirittura morivano per tutte queste violenze subite.
questa appunto è la parte che fa vedere appunto l'incendio delle chiese con le persone dentro. Addirittura qualcuno mi ha raccontato che chi si è salvato da questi incendi collettivi ha visto uscendo il grasso addirittura che si scioglieva, che scendeva fuori dalle fessure delle porte chiuse di queste chiese. Ecco, questa qui è Aurora Mandiganian, che è stata venduta come schiava per 85 centesimi, perché appunto alcune ragazze venivano vendute all'asta e anche dei bambini, alcuni venivano qui, ecco, qui fanno vedere bambini che muoiono tra le braccia delle madri, ma molti venivano anche strappati dalle braccia delle madri e portati negli orfanotrofi e educati all'islamismo. 2 mesi di marcia forzata, e chi si sentiva male, gli anziani, venivano lasciati da soli a morire nel deserto. A volte accadeva anche che le madri stesse uccidessero i propri figli per evitargli delle sofferenze maggiori. Questa deportazione è avvenuta in tutte le province dell'impero ottomano con le stesse, nella stessa maniera. Infatti questo qui era il gioco delle spade, era, diciamo, tra virgolette, uno sport molto popolare in quel tempo. Facevano sedere le ragazze sulle spade a punta, e queste povere donne morivano contorcendosi per il dolore. E davanti a tutta questa sofferenza gli altri invece si eccitavano, queste persone guardavano e si eccitavano. Queste sono alcune immagini durante le riprese del film. E lei, la seconda a destra, è Aurora Mandiganian. Questa era la sorte che toccava a quelle ragazze che cercavano in qualche modo di scappare durante la deportazione. E io ho ascoltato anche la testimonianza della figlia di un sopravvissuto al genocidio. Il padre raccontava spesso quello che era successo nella notte tra il 23 e il 24 aprile. Praticamente erano riuniti, era lui, la mamma, il padre, la giovane zia e la sorellina piccola. Aspettavano la cena, la zia stava seduta accanto a un'amaca dove c'era la sorellina piccola, e raccontava delle favole. A un certo punto la porta della casa si è aperta, sono entrati i soldati turchi. Il padre lo hanno preso e l'hanno sgozzato, la mamma l'hanno violentata, la giovane zia l'hanno presa, non si sa che fine avesse fatto, perché poi non l'hanno più
ritrovata. La bambina l'hanno presa e l'hanno scaraventata al muro, e il muro si è tinto di rosso del sangue di questa bambina, che ovviamente è morta sul colpo, e lui con la madre sono stati presi e portati in questa lunga marcia del deserto. E a un certo punto la madre si è accasciata a terra perché era priva di forze, e questo bambino, che era piccolo, aveva 7 anni, ha fatto di tutto per cercare un pezzo di pane, perché appunto pensava così di poter salvare sua madre, e non si ricordava neppure come avesse fatto a trovare questo pezzo di pane. Tra l'altro, aggredito da tutti gli altri che erano affamati, lui si è messo in bocca un pezzo di pane e con questo boccone è andato verso la madre, però purtroppo quando è arrivato dalla madre si è accorto che la madre era morta, e lui raccontava di questo boccone amaro che aveva dovuto inghiottire con una profonda tristezza, perché non era riuscito a salvare la sua Mayrik. E lui si è salvato perché di giorno si nascondeva sotto i cadaveri, e di sera col buio usciva fuori e andava a cercare delle bacche, delle radici per potersi sfamare, e poi per bere delle pozzanghere nel deserto, che erano più che altro con pochissima acqua e urina di cavallo. E concludo con delle fotografie originali del genocidio armeno, che sono state scattate da Armin Wegner. Wegner era un tenente dell'esercito tedesco, che era allora alleato con l'esercito ottomano, che si è battuto molto per i diritti umani ed ha scattato circa 80 fotografie che costituiscono un importante documento storico, perché, come ho detto prima, c'è pochissimo come documentazione del genocidio armeno. E tra l'altro Armin Wegner è stato pure colui che durante il genocidio degli ebrei ha scritto a Hitler dicendogli di non fare questa cosa così terribile con gli ebrei. E Hitler questa lettera l'ha letta e ha tolto la nazionalità tedesca a Armin Wegner, perché secondo lui non era più degno di essere tedesco, lo ha rinchiuso in un campo di concentramento, e quando poi Armin Wegner è stato rilasciato sotto pseudonimo, è arrivato in Italia e ha portato con sé questi negativi, e dopo diversi anni questi negativi sono diventati delle fotografie e hanno fatto il giro del mondo. Io ne ho scelta qualcuna. Questo è il libro che è stato pubblicato insieme, in contemporanea con l'uscita del film documentario che vi ho fatto vedere prima. Queste sono, ecco, è un'immagine della marcia nel deserto. Questa è la dedica che c'è nel libro, proprio scritta da Aurora Mardikanian. Questo è il manifesto pubblicitario del film. Il film ha avuto diversi titoli: Armenia violentata o Anime vendute all'asta. Questo è il percorso che hanno fatto gli armeni durante la deportazione. Questi erano i punti di raccolta per poi portare gli armeni nel deserto. Queste sono le immagini comunque che sono anche nel libro, che sono quelle di Armin Wegner. Questi sono tutti i cadaveri che via via si trovavano lungo il percorso. Questa, ecco, è la foto che viene spacciata come foto originale, in realtà è tratta dal film, questa in particolare. Lui è Armin Wegner. Ecco, queste sono le sue foto ancora
e sono i notabili che venivano impiccati nelle piazze. I turchi gettano pezzi di pane, ancora questi cadaveri, appunto molti erano senza testa perché ogni testa di armeno valeva dalle 600 alle 700 lire turche. Le teste venivano esposte così come fossero dei trofei. Questo è il monumento a Yerevan che commemora appunto le vittime del genocidio armeno, la parte esterna, e la parte interna è quella che ha fatto da sfondo a questa conferenza. E termino adesso con le parole di un altro grande commediografo, poeta, scrittore, William Saroyan. Anche lui è dato da figlio di immigrati armeni, nato nel 1908 e morto nel 1981. E lui ha scritto a proposito del genocidio: vorrei vedere qualunque potenza del mondo distruggere questa razza, questa piccola tribù di gente senza importanza, di cui tutte le guerre sono state combattute e perse, le cui istituzioni sono crollate, la cui letteratura non è letta, la cui musica non è ascoltata e le cui preghiere non sono state esaudite. Avanti, distruggete l'Armenia, provate a riuscirci, inviateli nel deserto senza pane né acqua, bruciate le loro case e le loro chiese, vedrete dopo che loro rideranno, canteranno e pregheranno di nuovo, poiché quando due di loro si incontreranno, non importa in quale angolo del mondo, voi vedrete che loro creeranno una nuova Armenia. Vi ringrazio. Mi sembra che sia stato molto interessante la serata e anche molto toccante da parte mia, e non sapevo che fosse così profonda la questione. E ringrazio tutti i presenti per essere rimasti anche fino a quest'ora, e ringrazio Letizia per essere stata così chiara e aver anche risposto a varie domande, diciamo, al di fuori del romanzo, dimostrando la sua sensibilità verso questo popolo e queste storie. E niente, io vi invito, se volete venire, ci fa piacere, il prossimo giovedì siamo qua per parlare con il dottor Ettore Beggiato sulla questione veneta. Noi non abbiamo subito per fortuna tali crimini, però diciamo, abbiamo molte cose da discutere, diciamo, su quanto riguarda la nostra storia, la nostra identità, e perseverare quei valori che da grandi popoli abbiamo fatto grandi gesta e non è più possibile ripercorrerle oggi, perlomeno parlarne con i nostri figli a scuola, perché secondo me le cose devono essere insegnate a scuola, cioè non in questa chiave brutale. Qualcuno per Facebook mi ha fatto una critica, mi ha detto: ma queste cose non sono alla portata dei ragazzi, dei bambini. Non sono d'accordo, cioè in un'altra chiave, ma vanno dette, cioè la verità non va nascosta. Vi ringrazio tutti per la partecipazione.